Allora, ritorniamo a noi. Scusi che l'avevo interrotta un attimo, dottor La Salandra. Le chiedo solo una cosa. Il peso, quello che si chiedono tanti cittadini che ci ascoltano, quindi magari non necessariamente addetti ai lavori, che vedono questi cambiamenti di prezzo con questi algoritmi, io non so che cosa sia, che muovono a parità di struttura, una volta costa 100 euro in più, 50 in meno, insomma questi andamenti che poi sotto data a volte scendono di prezzo, allora inducono il cittadino a fare una scelta, insomma sono un po' destabilizzanti però anche per le scelte delle località, sento per molti, e delle strutture. Era un po' come un tempo, e adesso sta riprendendo il discorso dei voli, vado lì perché trovo il volo che me lo consente anziché da un'altra parte dove non devo programmarlo per tempo, o no? Allora, io credo ci sia questa cosa del destabilizzante di come parla, posso avvertirla nel momento in cui un po' di incertezza su dove andare, in quale luogo andare, se mi faccio guidare davvero solamente dal prezzo. Ma torno a una parola che volevo dire prima, un tema di passioni, un tema di quello che davvero le persone desiderano fare, che possa essere una passione sportiva, una bicicletta, una passione gastronomica, l'arte, come dire, guardare, diciamo, dei paesaggi meravigliosi, quello che magari mi induce il follow, cioè, come dire, l'Instagrammer che seguo. Ci sono diciamo così, dei luoghi, delle tensioni verso dei luoghi su cui non siamo disposti a prescindere. Voglio andare in quel luogo, voglio partecipare a quell'evento, voglio ascoltare quel concerto. Allora lì, come dire, come dire, non dico a tutti i costi, cercherò di andare a trovare una soluzione che magari sia compatibile a quello che è il mio budget. In altre situazioni in cui c'è molta meno tensione verso quel luogo, allora lì posso cambiare anche la mia scelta, anche in base ad offerte, promozioni sul prezzo, quell'occasione, quell'opportunità che può arrivarmi. Allora lì l'algoritmo, e soprattutto chi lavora con i dati, raccoglie questi dati, mi fornisce degli stimoli. Molto spesso gli algoritmi migliori sono quelli che vengono a darmi proprio quell'offerta con quel prezzo ideale che poi io vado ad acquistare, perché magari è molto collegata a quello che ho cercato, alle ricerche che ho fatto, alle pagine che seguo, come dire, sui social media. Quindi anche questo, la tecnologia probabilmente collega meglio il mercato, quindi l'offerta che c'è, al cliente e che in quel momento sta cercando o pensando a diciamo così, quel tipo di esperienza turistica. Allora, ancora più importante, per un certo tipo di offerta, far parte di questi percorsi di innovazione, come dire, cogliere queste opportunità rispetto magari a subirle e poter, come dire, lavorare unicamente con il prezzo. È chiaro, è una cosa. Prima si parlava degli aeroporti o comunque dei flussi, veniamo comunque da un 2025 molto forte anche di flussi, che ci dimostra che comunque prima si parlava di stranieri a Jesolo, magari sulla singola destinazione posso avvertire un calo, ma è dal flusso degli stranieri in un mercato molto competitivo che probabilmente si può compensare magari un po' più di fatica del mercato domestico nel viaggiare, che diceva prima il direttore, in un mercato comunque molto competitivo, più facilmente posso scegliere altre aree o destinazioni di prossimità che magari, fatti i conti complessivi della vacanza, magari mi costano meno, oppure a parità di costo, se devo a questo punto spendere molto, comincio a scoprire altri luoghi, mi torno a viaggiare magari per esempio all'estero. Questo non va visto come un qualcosa di negativo per il nostro mercato, quanto invece l'opportunità di magari stimolare altri mercati, altri bacini a scoprire tutte le meraviglie che ci sono in Veneto, e non solo le principali. Perfetto, lo interrompo un secondo. Un messaggio: io credo che il potenziale del turismo veneto sia molto elevato, ma le strutture si devono assolutamente omologare allo standard dell'estero extracontinente. Ormai quando si spendono i pochi soldi che si hanno si vuole ricevere un servizio eccellente. Qui passo la parola al direttore. Esatto, come diceva, andare all'estero, cioè poi si fa però il benchmarking, cioè nel senso che dire io in Francia, io a Parigi, io a Vatte la Pesca, dove in Thailandia ho trovato una ricettività che noi non siamo all'altezza. Questo può pesare. No, beh, concordo con il messaggio che è arrivato. Chiaramente le dinamiche di costo, di prezzo delle strutture ricettive, delle vacanze devono riequilibrarsi con la capacità di spesa dei consumatori, sia mercato interno italiano, che in Veneto rappresenta circa il 30-35%, sia chiaramente quello estero, che probabilmente in certi casi è ancora più in grado di fare benchmark, magari con un prodotto interno piuttosto che con offerte di tipo internazionale.
Chiaramente nel post-Covid, adesso non per rievocare momenti e situazioni difficili, però abbiamo vissuto degli stress di tipo economico. Pensiamo all'aumento del costo dell'energia elettrica, se penso al 2022 ma anche nel 2023 abbiamo avuto aumenti in cui nei periodi diciamo così di maggior caldo, in cui c'era maggior richiesta di aria condizionata e quindi di energia elettrica, abbiamo avuto bollette elettriche che sono triplicate se non quadruplicate. D'altra parte pensiamo anche all'aumento per chi ha il ristorante all'interno dell'albergo, pensiamo per i pubblici esercizi, l'aumento delle materie alimentari. Penso al fresco, ma penso anche alle carni, penso al pesce, è aumentato tutto a dismisura. E nel 2024, dopo 10 anni, dico finalmente, pensando ai lavoratori, però chiaramente anche questo è stato un costo che è aumentato di circa il 15% complessivo, l'esborso annuo degli imprenditori, c'è stato l'adeguamento, quindi il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che ha riconosciuto appunto un aumento a tutti i lavoratori corretto del settore che da circa 10 anni aspettavano questi aumenti. Quindi dico, da una parte ci sono stati degli aumenti molto forti che chiaramente in qualche modo devono essere compensati anche dal prezzo. Negli ultimi 6 anni abbiamo avuto l'inflazione che è aumentata più del 20% e chiaramente questa inflazione probabilmente non ci è arrivata a tutti nei nostri stipendi in busta paga, però a chi ha un'attività sappiamo bene i costi che deve sostenere. Dall'altra parte però concordo che bisogna trovare un equilibrio, perché non è possibile che in una regione bella come la nostra, in strutture che io ritengo complessivamente adeguate e qualificate, poi ci sarà qualche struttura che avrà ancora la necessità di rimodernarsi, di riqualificarsi, di rigenerarsi, chiaramente in un contesto in cui abbiamo viceversa delle destinazioni che dal punto di vista naturalistico, mare, montagna, città d'arte, terme, lago, sono meravigliose. Però chiaramente bisognerà trovare un nuovo equilibrio e una nuova armonia, come dicevamo prima, tra la capacità di spesa dei turisti e i prezzi che vengono applicati, perché chiaramente noi imprenditori, io lavoro per gli albergatori, nel momento in cui ci sentiamo dire che i prezzi sono troppo alti non possiamo non recepire questo messaggio, anche se poi sappiamo bene che il prezzo è fatto dal mercato, e quindi un po' alla volta cercare di adeguare i migliori servizi che possiamo offrire qualitativamente con un prezzo che sia ricevibile dal mercato. No, perché tante volte mi domando, una volta che parliamo di alberghi, così è un po' il settore di cui lei è imprenditore, ma la domanda è un po' rivolta anche al nostro interlocutore collegato. La stanza c'è, il personale c'è, non è che gli puoi dire domani, guarda, mercoledì stai a casa, state tutti a casa, chiudiamo l'hotel. No, l'hotel è aperto, c'è, tutto funziona regolarmente. Però il turista, e lo si sa benissimo, sceglie di stare 2 giorni, 2 notti, 3 notti, non di più, perché quello è il budget che destina. Conosco moltissime persone che fanno questo ragionamento anche con le terme, quindi Veneto su Terme, che quindi è sul territorio. Lui dice, ma pur di riempire quella stanza, spalmare, che magari se gli aggiungi l'abbassi il prezzo, gli aggiungi un pochettino, te la prende, il gioco non vale la candela. Perché altrimenti si rischia appunto questo discorso di desertificazione che tanti di voi lamentano, tutti, anche le spiagge deserte durante la settimana, ma le abbiamo viste tutte. Io sono stata giù in Puglia, ho visto cose ridicole, non c'erano tutti gli ombrelloni aperti con nessuno sotto, perché bisognava fare un po' però il fine settimana pieno. Cioè è un ragionamento da fare, sì, secondo lei o no? Diciamo ci sono un paio di risposte che mi sento di dare molto velocemente a questo tipo di sollecitazione. La prima è che negli ultimi anni i clienti, i turisti prenotano sempre più sotto data. Sì, per forza. E questa chiaramente mancanza di programmazione da parte dell'imprenditore porta ad avere budget e business plan che sono molto difficoltosi da, diciamo, implementare. E quindi chiaramente questo in qualche modo rappresenta un costo indiretto, no? Eravamo abituati il cliente che arrivava il sabato, se ne andava la domenica successiva, che prenotava con 6 mesi di anticipo, tu riuscivi a organizzarti i servizi, riuscivi ad organizzarti il personale, riuscivi ad organizzarti gli acquisti. Questa nuova tendenza di prenotare sempre più sotto data e magari per periodi brevi, in modo, diciamo così, passatemi il termine, isterico di utilizzare i servizi turistici, tutti alla reception il venerdì pomeriggio per il check-in e tutti alla reception il domenica pomeriggio per il check-out, chiaramente
porta a un aumento importante di costi per l'imprenditore, quindi magari anche un utilizzo, chiamiamolo così, un po' più programmato e responsabile delle destinazioni turistiche, delle strutture ricettive, porterebbe sicuramente a una diminuzione del prezzo. E questa secondo me è la riflessione principale che possiamo fare. L'altra riflessione è che ci sono strutture ricettive che possono adottare la logica del meglio la camera piena a qualsiasi prezzo piuttosto che vuota, perché in ogni caso hanno una struttura di costi fissi importanti. Ci sono viceversa, e penso soprattutto alle destinazioni business o alle città d'arte in cui diciamo l'oggetto della vendita di fatto è principalmente lo slot camera. Se pensiamo ad altre destinazioni leisure come il mare, la montagna, ma anche le terme, dove ad esempio ci sono i centri benessere, la programmazione del personale diventa importante e non è solamente legata alla camera. E quindi il tema della camera piena o vuota si deve adattare anche ad un'erogazione del servizio, e per erogare il servizio servono altri dipendenti, non solo chi rifà le camere o chi prepara le colazioni, ma anche magari chi fa il massaggio o chi offre altri servizi, diciamo così, aggiuntivi alla persona. Assolutamente. Chiedo anche a lei, visto che siamo un po' verso la chiusura, la Salandra, che cosa ne dice al riguardo e come si può cercare di uniformare, regolamentare o dare la possibilità di programmare alle persone anche senza che diventino programmazioni isteriche come sono state quest'anno. Io credo, torniamo un po' a quello, dare un po' meno per scontato che comunque il cliente starà quella settimana, starà quei giorni, quindi anche un po' di flessibilità, di velocità, di intercettare proprio domanda e offerta, che non è solo con i grandi portali, ma che può fare anche le singole strutture. Ci sono alcune strutture che lavorano molto bene, che hanno proprio una clientela che comunque continua a rimanere molto soddisfatta o anche disposta a passa un anno, perché comunque c'è il desiderio delle persone di viaggiare, anche di cambiare luoghi da visitare e scoprire anche il mondo, e questa è una cosa tutto sommato positiva se lo vediamo come un bilancio di persone che vanno e nuove persone che potrebbero arrivare. L'importante è accogliere con soddisfazione, attivare soddisfazione nei clienti. Una cosa che mi sento di sottolineare è non dare per scontato che altrove è tutto bellissimo, la qualità è sempre altissima, perché così come dei luoghi che magari delle destinazioni che hanno lavorato un po' sotto costo rispetto a quello che era il mercato, hanno magari acquisito in maniera rapida un po' di domanda, un po' di interesse di turisti a visitarle, ma non sempre sono tornate soddisfatte. Quindi non anche immaginare che in alcuni luoghi è tutto eccellente bello rispetto a delle medie che ci sono in Italia ed in Veneto e nel nord-est, che comunque hanno delle medie più elevate e complessive, ma anche per una storicità del fenomeno turistico che c'è. Sì. Quindi probabilmente è un po' anche questo, con dedicare più tempo a sfruttare anche delle opportunità che vengono dalla tecnologia. Prima si parlava di un massaggiatore di personale, allora magari invece di essere il massaggiatore che è fisso nella struttura, anche tramite delle piattaforme magari di destinazione, per cui lavora magari 2 ore in un posto, 2 ore in un altro, è più complicato? Sì, sicuramente è più complesso, sposta un po' l'asticella su un mercato anche più difficile in cui operare. Non è scontato avere bellissimi luoghi per avere un turismo che va benissimo, impegnarsi probabilmente di più, ma dalla tecnologia si può liberare anche un po' di tempo e spazio per concentrarsi magari su degli aspetti che negli scorsi anni non abbiamo su cui certo. Io la ringrazio tantissimo, una provocazione per voi albergatori, quindi guardare un po' più in là, valersi anche in un sistema magari di rete, di prenotazione può essere utile. Io ringrazio lei, dottor La Salandra, per questo apporto. Magari sarebbe bello anche averla ancora un'altra volta, sempre con il direttore in trasmissione. Una battuta in chiusura, un po' rivolta a una considerazione, un auspicio che si sente di fare. L'auspicio è quello che nel futuro il turismo nel Veneto possa migliorare dal punto di vista qualitativo e anche dal punto di vista dei numeri, nonostante gli ultimi anni, il 23 e il 24, abbiano fatto registrare valori importanti. Però io credo che anche tutte queste dinamiche, a volte quando si parla di overtourism, quindi che ci sono troppi turisti, secondo me nel momento in cui c'è una vera programmazione e c'è un turismo dove c'è un'offerta di qualità, anche il tema dell'overtourism, che a me sinceramente non piace molto, decade. Quindi l'auspicio è un po' questo, che il turismo del Veneto possa continuare a confermarsi sia qualitativamente che quantitativamente al primo posto.
Ultima battuta è quella che va alle Olimpiadi di Cortina. La regione del Veneto e Cortina in particolare sono la città e la regione che con solamente altre 7 regioni e 7 città al mondo è la seconda volta che ospitano le Olimpiadi. Speriamo che possano andare al meglio. Io la ringrazio tantissimo, grazie a voi telespettatori di averci seguito, ci vediamo domani.